La pagina della cultura a Udine ospita la mostra dedicata a Napoleone e al suo legame storico con il Friuli. Nel 1797 la firma del Trattato di Campoformido con l'Austria. Rita Micoli. Già 700.000 nel mondo i visitatori dell'esposizione della Fondation Napoléon, che ha fatto tappa in Brasile, Australia e Kazakistan. Un percorso, quello della mostra, ospitata nella ex chiesa di San Francesco a Udine fino al 26 febbraio, che procede attraverso le 5 fasi della vita di Napoleone: il soldato, il generale, il console, l'imperatore, l'esiliato. Un viaggio che parte dalla rivoluzione francese del 1789 e termina con la morte di Napoleone. La collezione contribuisce alla ricostruzione di luoghi, avvenimenti, battaglie. Interessante la sezione dedicata a Napoleone innovatore, dalla scoperta della Stele di Rosetta, monumento fondamentale per la nascita dell'egittologia, esposta con una riproduzione a Udine, al codice civile, dall'istituzione dei licei alla numerazione delle strade fino alle prime sperimentazioni sul cibo in scatola. Fra i pezzi esposti, tutti provenienti dalla fondazione, il fucile da caccia che Napoleone donò al capitano Besson nel 1815, un orologio da tasca in oro, argento, diamanti e perle appartenuto alla famiglia di Napoleone, il leggendario chapeau che ha reso immortale Napoleone e una copia originale del codice civile francese del 1804.